Il contagio è in ripresa, positivi bellunesi tornati al livello di un mese fa. Il focolaio scoppiato nel Feltrino ha fatto balzare in alto l'incidenza dei nuovi casi di coronavirus, decuplicata nel giro di 2 settimane, e il numero dei positivi è tornato quello di un mese fa. Buongiorno a tutti, buon martedì 13 luglio, Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo, che guida la rassegna stampa di Radio Piave in blu di oggi. Come sempre, la rassegna viene condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Allora, abbiamo cominciato con questo titolo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia che ci dà è la stessa che vi avevamo dato ieri noi dell'Amico del Popolo. Secondo i nostri calcoli, appunto anche secondo noi, eravamo tornati esattamente al livello di un mese fa come incidenza. A noi risulta l'incidenza settimanale 17, cioè il valore che si aveva a inizio di giugno, quando ancora eravamo zona gialla. Adesso siamo zona bianca, a 17, ancora lontano dalla soglia 50 che ci farebbe tornare in giallo. Però se in 10 giorni da 2 siamo passati a 17, fatevi un po' i conti per capire in quanto tempo potremmo tornare sopra il 50, e la colpa è nostra perché siamo noi che non utilizziamo le avvertenze che sarebbero necessarie con il coronavirus e che dovremmo aver imparato dopo tanto tempo. Vi leggo ancora due titoli, sempre da questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Crisanti avverte: con le varianti il liberi tutti è pericoloso, i contagi salgono, dice Crisanti, il virus è sempre in agguato, non possiamo far finta che la Delta non sia un problema per l'Italia e potrebbero arrivare anche varianti più resistenti, per questo è importante fermare anche la Delta. Come si fa? Si fa con i vaccini, oltre che con le mascherine, con le attenzioni. La campagna in Veneto, dice sempre la prima pagina del Corriere delle Alpi, bene gli anziani, ragazzi in ritardo, la profilassi va a 2 velocità, procede a 2 velocità la campagna vaccinale del Veneto, quella degli anziani, quella di giovani e adulti è troppo lenta. Io non so, lo stiamo dicendo in tutti i modi, speriamo insomma che il messaggio arrivi dove deve arrivare. C'è anche un commento che poi continua a pagina 13, comincia in prima dalla Zuanna firma: vaccinazioni, adesso serve più aggressività. Circolano in rete fake news secondo cui i contagi per Covid-19 sarebbero diminuiti grazie al caldo. Sono fake news, non sono diminuiti, come abbiamo mostrato, sono aumentati. Siamo tornati, come dice il Corriere delle Alpi in prima pagina, siamo tornati al livello di un mese fa. Non lo dice solo il Corriere delle Alpi, salto di un balzo, poi vediamo più nel dettaglio, ma così rimaniamo coerenti su queste notizie. Non lo dice solo il Corriere delle Alpi, la notizia con molta preoccupazione è anche in prima sul Gazzettino Nazionale, dove la fotografia centrale è ovviamente il pullman con la squadra dell'Italia che torna in patria e viene accolta da un sacco di gente con le bandiere eccetera. Però il titolo di fianco è questo, e torniamo al punto, dopo non si dica che non lo si sapeva: dalle feste in piazza alla paura dei contagi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e gli scienziati dicono pagheremo. Gli effetti saranno tra 10 giorni, oggi siamo il 13, vedremo il 23 cosa ci ritroviamo. Oggi, ripeto, ieri l'incidenza era 17, vedremo il 23 come saremo. Zaia, 2 punti, dice così il Presidente della Regione: mascherine all'aperto se ci sono assembramenti. E invece avete visto cosa abbiamo visto sulla scorta anche del tifo, purtroppo. Se dopo la festa di ieri notte per la vittoria dell'Italia agli europei di calcio il conto che ci si presenterà il virus sarà salato, lo sapremo tra 10 giorni. Intanto la preoccupazione che i contagi potrebbero aumentare preoccupa gli esperti. La variante Delta, ha ammonito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, approfitterà delle persone non vaccinate, accalcate in ambienti affollati senza mascherina, che urlano, gridano, cantano. Sappiamo, sono esattamente i modi con cui il virus preferisce diffondersi. Anche il governatore Zaia è preoccupato: se non è garantito il distanziamento, la mascherina va usata anche all'aperto.
Le misure: piano antivariante, certificato verde dopo 2 vaccini, ritorno all'obbligo della mascherina all'aperto e Green Pass rilasciato solo dopo la seconda dose, sono alcune delle misure allo studio del governo. Vedete, si parla di tornare agli obblighi di mascherina, perché la battaglia non è ancora vinta e anzi abbiamo il timore, visti i numeri, che ci stiamo ricadendo, come di fatto è successo già in Spagna, è successo soprattutto in Inghilterra, dove la variante Delta è molto molto diffusa. Quindi capite bene che dovremmo avere un atteggiamento più preoccupato, più responsabile, anche perché ormai dopo 3 ondate, se non abbiamo ancora capito come funziona questo benedetto virus, beh, insomma, è anche un po' colpa nostra, no? Allora, andiamo avanti, vediamo velocemente queste prime pagine nazionali del Gazzettino, che sono ovviamente dedicate all'Italia, alla squadra dell'Italia di calcio, Mattarella e Draghi, impresa meritata. Poi il bagno di folla, l'Europa ci celebra, tutti pazzi per l'Italia, ci sono le copertine dei giornali, avevo trovato particolarmente divertente quella del quotidiano scozzese che titolava, eccolo qui, che titola It's Coming Rome, sta arrivando Roma, la lezione dei ventenni che non aspettano e giocano d'attacco, quegli sguardi annichiliti dopo una vigilia spavalda, e parliamo dei reali d'Inghilterra che erano allo stadio e non si sono di certo divertiti con questo tipo di conclusione, ma direi che la cosa più brutta proprio che gli inglesi hanno mostrato a tutti i livelli, a livello di tifoseria violenta, ma di pubblico che ha fischiato l'inno d'Italia, che ha veramente offeso l'Italia, a livello di squadra che si è tolta le medaglie, che ha rifiutato di complimentarsi con gli azzurri. Ecco, altro che fair play, il contrario del fair play di una Inghilterra che se n'è andata dall'Europa, evidentemente ha proprio una mentalità ostile rispetto al resto dell'Europa, rispetto all'Italia. Stiamo parlando di ambito calcistico, ma non solo, perché la partita a un certo punto fischia alla fine e quell'animo ostile verso l'Italia lo si è visto tutto purtroppo nel dopo partita. 45 persone arrestate, ci rendiamo conto, per atti violenti in seguito alla partita, robe veramente incredibili che non avremmo voluto vedere e che non fanno onore all'Inghilterra e al Regno Unito. Dopo c'è la pagina 8. Tifo e assembramenti, piazze a rischio contagio, l'OMS la pagheremo. Dunque la variante ne approfitterà, Pregliasco immaginabile, almeno una triplicazione dei positivi entro fine mese. Allora, triplicazione che cosa vuol dire? Se noi siamo a 17, fatevi i conti, capiamo, come abbiamo timidamente detto ieri nel nostro articolo, che potremmo avere sorprese a inizio agosto, perché se i vaccini già fatti in qualche modo non fermano la tendenza in atto, a inizio agosto noi potremmo trovarci di nuovo sopra 50 come incidenza e quindi potremmo di nuovo ricadere in zona gialla con tanti divieti che la zona gialla comporta. L'annuncio di Macron, Francia, in TV: accesso ai luoghi pubblici solo con il documento Green. E il presidente francese ancora afferma: dobbiamo porci il problema del vaccino obbligatorio per tutti. Dunque, andando avanti, vedete che ancora le pagine prime, siamo alla 9, dedicano tutta l'attenzione del Gazzettino Nazionale al vaccino e alla preoccupazione che c'è per la variante Delta. Ripeto ancora una volta, saremmo sciocchi, oltre che irresponsabili, se anche noi qui nella nostra piccola periferica provincia di Belluno, dove il contagio nelle 3 ondate ha battuto così duro, saremmo sciocchi se non tenessimo seriamente conto di quello che sta succedendo e se non ci comportassimo di conseguenza. Si ragiona sul pass solo col secondo vaccino, non col primo. L'ipotesi delle mascherine all'aperto: aumentano i contagi, dice il titolo di pagina 9, tornano a crescere i ricoveri. Le mosse del governo anti-chiusure. Il tampone potrebbe non bastare più per l'immunità. L'emergenza sarà fino a ottobre e poi vedremo. Il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, in aula senza distanziamenti, se prof e ragazzi sono immunizzati. Questo è il dato su cui si sta ragionando. Anche la scuola potrebbe tornare, ma solo
con l'obbligo di ammettere persone vaccinate. Uno dei ragazzi trevigiani contagiato in Inghilterra, ma ha nascosto la positività, ricostruita l'origine del focolaio che ha portato finora all'isolamento di 135 persone. Il giovane si era sottoposto a un tampone fai da te, ma non aveva avvertito l'ULSS. È la variante inglese, dice il titoletto. Zaia è un comportamento irresponsabile. Ha partecipato a feste per assistere alle partite dell'Italia, sapendo di essere contagioso. Una cosa veramente gravissima dal punto di vista civico. Si va avanti, solo a pagina 12 si comincia a parlare d'altro e si parla del DDL Zan che arriva in aula, ma il governo preme per il rinvio a settembre. Poi io salto i titoli di carattere nazionale perché come al solito questa rassegna si concentra soprattutto sulle notizie di carattere bellunese o comunque veneto che abbiano una ricaduta, un interesse diretto anche per la provincia di Belluno, e andiamo a vedere quindi la prima pagina di Belluno, che è questa, e su che cosa è il titolo? È ancora sul coronavirus, positivi raddoppiati in 12 giorni. Io sono anche contento, vi dico la verità, di vedere che la notizia che ieri abbiamo dato sull'Amico del Popolo sia stata poi anche ripresa, diciamo così, dagli altri giornali, dandole l'importanza che anche secondo noi, quando all'una abbiamo postato la notizia, ci sembrava avesse. Vi sto scorrendo l'Amico del Popolo, vedete ieri vi abbiamo dato la notizia, eccola qui, virus non c'è dubbio, dicevamo, i contagi sono ripartiti e nel dettaglio poi abbiamo approfondito mostrandovi appunto che la situazione era tornata ai livelli di giugno. Vedete il grafico qui, lo dico, lo racconto a quelli della radio, ai nostri amici ascoltatori che ci seguono su Radio Piave. Questo oggi si riferiva alla situazione di ieri, con un numero di contagi, come dicevamo, a livello 17, l'incidenza, no? Eccolo qui, 17, se andate a vedere bisogna saltare a questo 17 che era il 2 giugno, quando ancora eravamo in giallo. Poi dal 2 giugno, vi faccio vedere il grafico, abbiamo continuato a calare, siamo entrati in luglio sempre in calo, siamo arrivati a sfiorare lo 0 incidenza attorno a fine, scusate, è tutto giugno questo, a fine giugno, 30 giugno, poi con luglio sono ripartiti 2, 6, 6, 7, 7, 12, sempre in salita, quindi è evidente qual è la tendenza in atto purtroppo. Allora, tornando al nostro gazzettino e alla prima pagina, dicevamo positivi raddoppiati in 12 giorni, il minimo 41 numeri assoluti, era stato toccato il 30 giugno, ieri erano 84, concentrazione maggiore nel Feltrino, ma solo un ricovero, ma sappiamo che i ricoveri, le morti scattano su un numero vasto di positivi, il fatto è che sono ripartiti, quindi se non fermiamo tutto torneremo a un numero vasto di positivi e torneranno in proporzione i ricoveri e anche i morti. Dobbiamo stare attenti. Le feste per l'Italia campione potrebbero costare caro. Capelli dell'Ordine dei Medici, avremo un picco di contagi. Leggiamo il lancio a firma di Davide Piol. La curva del contagio ricomincia a crescere, i bellunesi con il Covid sono raddoppiati in 12 giorni, passando da 41, 30 giugno, a 84 ieri. I focolai si concentrano nel Feltrino, con picco a Quero Vas, anche le 8 nuove positività di ieri sono tutte riconducibili all'area feltrina. Il peggio forse deve ancora arrivare, i festeggiamenti per la nazionale di ieri notte nelle piazze sono una bomba atomica di contagi. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Stefano Capelli, i risultati si vedranno tra 10 giorni. È certo, dice il direttore di prevenzione ULSS Sandro Cinquetti, che tra i giovani vi siano positivi asintomatici. Ci sono contagi tra i giovani, quindi i giovani dovrebbero stare particolarmente attenti. Dunque, ancora da questa prima pagina, sfida allo spopolamento, apriamo il bar. Perarolo, da 2 anni non c'era un locale pubblico, Mauro Mascolo le accompagna, dopo un paio di anni di totale assenza nel comune di un locale pubblico, hanno riaperto a Perarolo il Covo dei Zater. Vista l'assenza di un negozio di generi alimentari, i gestori pensano anche di creare un mini market, che sembra essere la soluzione per la montagna. Belluno, carabinieri in congedo assunti in prefettura. Quero Vas divulgò foto della ex nuda, condannato a 8 mesi. Queste sono notizie
su cui dobbiamo stare attenti, perché la legislazione è mutata, per fortuna, finalmente negli ultimi anni, e questo tipo di azioni, fatte di solito per rivalsa, sono severamente punite dalla legge, che può anche, per esempio in questo caso, insomma, può comportare una pena di 8 mesi di condanna. Non taglia la siepe, il comune multa il suo ex dirigente Belluno. L'ingegnere che curava il verde si scarica la responsabilità sui privati. Si è salvata dal Vajont, oggi compie 100 anni, è il titolo di taglio basso della prima pagina del Gazzettino, e si parla della festa per Caterina Filippin che festeggia appunto 100 anni. Sfogliamo velocemente la festa, una bomba di contagi. La foto è quella di Stefano Capelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Belluno. Si vedono le fotografie della Piazza dei Martiri stracolma di gente, e la domanda è: vedete una mascherina qui? Vediamo, voi che siete in radio fidatevi di noi, se c'è la mascherina, come qui, è abbassata, le persone sono sicuramente troppo vicine, e questo purtroppo sappiamo che non è un'ipotesi. Che cosa genererà questa cosa? La curva torna a crescere, casi raddoppiati in 12 giorni, quasi tutti nel Feltrino. Non è che noi giornalisti siamo fissati con queste cose, noi vi dobbiamo dire quello che succede, e quello che succede è esattamente questo, quello che appare ai nostri occhi è una situazione, lo dicono i giornali nazionali anche, è una situazione di gravità che si sta purtroppo di nuovo diffondendo. Ieri il centro asma di Misurina fa scuola, così respirate meglio anche a casa. Ieri ad Auronzo, presentato lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, c'era il presidente Brusaferro. Il gruppo di studio con l'IS Pio XII ha creato un vademecum per rendere pura l'aria di casa. In cura ci sono 40 bimbi, ma molti pediatri non ci credono all'utilità del centro Pio XII, di quel tipo di approccio, insomma, di Misurina. L'organico è all'osso, carabinieri in congedo al lavoro in prefettura. Siamo messi così. Eravamo messi così anche con la sanità, poi è arrivato il coronavirus e ci ha mostrato che non si può sempre tagliare sulle assunzioni, e adesso insomma si vede in prefettura. Cantieri infiniti sulla 27, il caso finisce in consiglio comunale, parliamo di Belluno, andiamo avanti. Piante in strada, comune contro l'ex dirigente Bristot, verde abbandonato al 2012, multe dagli accertatori Bellunum, ricorsi inutili, lo prevede la legge. E andiamo avanti. Feltre, Drio le Rive nel degrado, la questione arriva in aula. Appese all'atrio di casa le foto dell'ex nuda, 8 mesi, Valcanzoi, notti blindate, campeggio solo a Orsera. Vi sto leggendo i titoli più grossi. Pagina 10, importante la CC. Trattative private su ACC, bisogna aspettare la gara, l'azienda al centro delle attenzioni, la FIOM, rispettiamo le regole esistenti. La situazione che rischia di spaventare i potenziali acquirenti, serve chiarezza. Giù la casa con lo slogan fascista, l'ex sindaca, ora meglio così. Parliamo di Selva di Cadore. Poi ci sono le fotografie, l'approfondimento, l'intervista sul bar che riapre a Perarolo, i posti per i camper realizzati a Calalzo, un veterano per la Dolomiti, l'avete visto anche ieri sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it. Si parla di Dario teso a dare nervo, diciamo, alla difesa della nuova squadra Dolomiti Bellunesi, che lo si capisce anche dai titoli che già si fanno, si chiamerà la Dolomiti di fatto, insomma la chiameremo così per comodità, per efficacia, per immediatezza, no? Eccoci, allora torniamo a vedere il Corriere delle Alpi, di cui vi avevo mostrato solo alcuni titoli. La foto di apertura è dedicata agli azzurri con la Coppa. Mattarella e Draghi, avete unito l'Italia. C'è la testimonianza dei Feltrini che erano presenti a Wembley, siamo felici senza la paura di mostrarlo. Meteo e sensori per salvare i paesi da sassi e fango, anche questo avete visto ieri sul
Amico del Popolo, se ci seguite www.amicodelpopolo.it, questa notizia che oggi trovate a reggere la pagina del Corriere delle Alpi. Si tratta di un progetto realizzato con i fondi europei che ci mette insieme all'Austria per cercare di mettere su una rete di monitoraggio meteo che consenta di avvisare con anticipo se si attivano colate detritiche pericolose per gli abitati, per le strade, per le persone sostanzialmente. È stato affidato l'incarico alla bellunese, alla ditta bellunese Larin, di gestire dal punto di vista informatico poi questa cosa. Dunque, altri titoli su questa prima: spuntoni reti contro i piccioni, abbattimenti ultima spiaggia, e queste sono le dichiarazioni del consigliere provinciale delegato De Bon. Partiamo con le misure di contenimento ecologiche, se non funzionano ci saranno i prelievi, cioè gli abbattimenti. Bugie su bugie per spillar soldi al sacerdote. È stata condannata la donna sotto falso nome, raccontò di essere uscita dal carcere, si fece dare dal sacerdote più di 8.000 euro, lo aveva convinto di avere delle necessità e aveva raccontato un sacco di storie. Festa per Belluno ufficialmente promosso in A3, questa la leggiamo, la notizia attesa è arrivata ieri sera. Con la conferma della commissione ammissioni della Lega Volley, la Darold Logistics Belluno giocherà in Serie A3 di pallavolo a poco meno di un mese dallo sfortunato epilogo della finale persa solamente al Golden Set contro il Bologna. Andiamo avanti adesso un po' veloci, vediamo le prime pagine del Corriere, le pagine nazionali dedicate all'Italia, Made in Italy, con le copertine dei giornali stranieri. Purtroppo, come dicevamo, tantissima folla senza mascherina. La felicità è stata una cosa bellissima, poterla condividere anche, purtroppo rischiamo di pagarla. C'è questa fotografia che è significativa: chi trova un amico trova un tesoro, Mancini e Vialli, una vita dietro le lacrime. Sapete che l'allenatore dell'Italia Mancini è stato compagno di squadra quando ha mosso i primi passi nel calcio di Gianluca Vialli. Chi ha un po' qualche anno sulle spalle come il sottoscritto lo ricorda benissimo. Erano una coppia affiatata, voleva dire gol, voleva dire successi, ma anche simpatia. Vialli è stato poi colpito da un tumore che tuttora lo impegna, però è stato nello staff di Mancini e anche lui ha festeggiato a Wembley per la vittoria dell'Italia. Allora, andando avanti, al Quirinale a Palazzo Chigi la festa del ringraziamento, foto e foto e foto. Ecco cosa resterà dell'estate 2021: rinascimento azzurro, si parla di calcio ormai inaugurato. Vincere il mondiale in Qatar, la sfida è già lanciata, perché come sapete questo europeo di fatto portava la data 2020 perché era un recupero in qualche modo dell'europeo che non si è potuto fare l'anno scorso, e quindi lo sposta molto più vicino ai mondiali. Pagine e pagine di fotografie, vi dicevo, comprese la storia di Bonucci, che ha un passato nel Veneto, a Treviso in particolare, dove era stato mandato per formarsi, per farsi l'esperienza a Venezia, trovato morto in acqua dopo la festa. La vittima è un senza tetto di 69 anni. Causa Campo Santa Margherita, è intervenuta la polizia, foto anche qui di tanta festa, la comitiva feltrina che conquista Wembley, che emozioni le notti magiche, piazze piene, scontri nella notte della festa, Crisanti, il liberi tutti è pericoloso, rischiamo mutazioni più resistenti. Ritorna l'incubo zone gialle, ve l'ho detto prima. Alcune regioni sono al limite, noi no, però ecco qui il dato dell'Istituto Superiore della Sanità, ve lo mostro, dà il Veneto a 15,6 come incidenza, no? Sapete che l'Istituto Superiore lo dà ogni settimana, noi invece lo calcoliamo ogni giorno, non è 15,6, ormai è già 17, insomma, quindi la progressione è continua. Ci sono zone che sono messe peggio per esempio la Sicilia è già al 22, la Campania è al 20, secondo l'IS, che vuol dire in realtà già più alte. Vaccino a 2 velocità, anziani protetti al 94%, adulti e giovani invece sono a rischio. Perché non lo fanno? Agenas, l'agenzia del Ministero della Salute, fa il punto sulla campagna in Veneto. Il territorio registra un più 123 di infezioni, è il terzo incremento su scala nazionale, cioè siamo tra quelli
dove l'incremento dei contagi, l'aumento dei contagi aumenta nel modo più veloce, quindi attenzione. C'è un grafico interessante sul monitoraggio dei vaccini in Veneto e ci dice quante sono le dosi eseguite e dove. E poi c'è la cartina della provincia di Belluno con l'incidenza settimanale nel bellunese, allarme in provincia, il numero dei positivi è tornato a salire, interessati 11 comuni. Allora io arrivo solo alla prima pagina che apre la sezione di Belluno e con quella ci salutiamo, perché ormai siamo avviati verso la mezz'ora di rassegna stampa e direi che ce n'è abbastanza. Grazie se avete avuto la pazienza di seguirci fin qui. Prevedere le colate con sensori e meteo, allerta anticipata per evacuare le case. Il progetto di ARPAV e università prevede l'integrazione di dati e modelli di innesco delle frane, sarà sviluppato a Cancia e Peaio e la foto è quella di Marco Darin Zanco, che è il capo della Ring Group che gestisce la comunicazione e promozione in generale e in questo caso appunto gestirà lo strumento informatico che poi serve a comunicare questi fatti. Io vi ringrazio per l'attenzione, ciao da Luigi Guglielmi, oggi come dicevamo è martedì 13 luglio, le previsioni nel pomeriggio mettono un certo rischio di temporali anche forti, quindi teniamo conto di questo fatto, per il resto cerchiamo di vivere sempre con serenità e con prudenza, ci serve prudenza in questo periodo, mi raccomando. Ciao a tutti, buona giornata, grazie.